Da Scandicci Firenze, l'amico Simone Bartolini. Diverse sono state le sue pubblicazioni, questa è l'ultima, Le porte del cielo, percorsi di luce nelle chiese romaniche toscane, ed è proprio l'argomento che trattiamo adesso. Penso di avere, mi spengete la luce per favore. Grazie. Quest'ultimo momento penso sia più difficile, perché dopo un'ora e mezzo di ascolto non è facile mantenere l'attenzione, questo lo capisco benissimo. Come vedrete, appunto, quello che presenterò è un argomento un po' diverso, diciamo, da quelli che sono stati presentati finora, che riguardano più un discorso legato alla misura del tempo, ma con le lineari, appunto, gli orologi solari. È un qualche cosa che in qualche modo fa parte comunque della nostra cultura. Io mi ci sono appassionato a seguito di studi che ho fatto appunto a Firenze, e dopo aver studiato, come è stato anticipato anche da Betty, che Santa Maria Novella, tutto l'apparato degli strumenti astronomici e dei meridiani che non c'erano nel 2016 sono state ripristinate in Santa Maria Novella. Diciamo, ho cercato di vedere qualche cosa, perché ognuno cerca nel proprio territorio cosa ci può essere di interessante. E diciamo, nello studio ho trovato qualcosa che era sotto gli occhi di tutti, ma che nessuno aveva mai visto. Sono quelle cose così strane che non si acquistano, come le persone non riescono più a osservare. Questo è un grande zodiaco marmoreo nella Basilica di San Miniato al Monte, che è una basilica romanica, una delle più belle, diciamo, che ci sono nel nostro territorio, che guarda Firenze, è sopra il piazzale Michelangelo. Non so se la conoscete, se no venite a vederla, perché al di là di quello che farò vedere ha una sua veramente una grande bellezza e armonicità nella costruzione. Qua c'è nel tappeto pavimentale, diciamo, della basilica, nel centro, si trova questo zodiaco, che non viene nominato nemmeno da Ximenes nel suo famoso trattato che ripercorre la storia astronomica di Firenze, in cui parla sì dello zodiaco del Battistero di Firenze, e per questo mi ha incuriosito, sono andato a fare delle misure su, perché dice il Battistero di Firenze, lo zodiaco all'interno fu realizzato per astronomia, cioè un raggio di sole doveva arrivare dall'oculo che ora è chiuso da una lanterna, diciamo, prima era come il Pantheon, arrivava giù il sole e illuminava probabilmente il cancro del segno zodiacale di questo grande zodiaco che era all'interno del Battistero. Su questa memoria mi sono chiesto, siccome sono una persona anch'io un po' curiosa, come penso tu tanti qua che fanno questi tipi di studi, se c'era qualcosa anche su a San Miniato al Monte, visto che c'è uno zodiaco che è praticamente stato fatto successivamente a quello del Battistero, ma molto simile. E facendo misure e calcoli mi sono reso conto nel 2011 che ci poteva essere una luce che andava a illuminare appunto il segno del cancro da una finestrella. Non è un foro, è una finestra, e praticamente al solstizio estivo, solo al solstizio estivo, un raggio di sole che appunto entra da questa terza monofora del lato sud va a illuminare il segno del cancro per pochissimi minuti, e questa è l'ora dell'orologio, 13:54, che è circa una mezz'oretta dopo il mezzogiorno solare di Firenze. C'è da dire che è il primo raggio di sole che entra qua dentro e lo illumina in maniera veramente perfetta da fare impressione. Io quando l'ho visto per la prima volta mi ero fatto i calcoli, sono andato lì per vedere cosa succedeva. Il pavimento era completamente buio e non succedeva niente, e quindi mi sono detto non so, forse ho sbagliato. Poi nel minuto esatto che mi ero calcolato si è accesa una piccola luce, che ora vi faccio vedere un piccolo filmato, se non andavo avanti, dura un minuto, di quello che succede, e rende benissimo l'idea di cosa, e questo è il segno, si sta illuminando, si espande piano piano questa luce fino a illuminare completamente il segno del cancro, che come vedete è l'unico messo
racchiuso in un cerchio, è un bersaglio, quindi è qualcosa di molto particolare e che in definitiva, questo è del 1207, lo possiamo anche da un punto di vista mnemonico classificare come un quadrante solare solstiziale che funziona al solstizio estivo e dà il senso del momento del solstizio estivo una buona precisione effettivamente, perché dopo pochi giorni si sposta e poi diventa, vedete, siccome arriva da una finestra che è alta 1,5 metri e sembra veramente strano che faccia questo effetto, e dopo diventa ovviamente sul pavimento una finestra e il gioco è finito e non si vede più niente. E questo effetto luminoso non è descritto da nessuna parte, perché non lo so, cioè io, come parlando anche con i frati delle lettine britanniche da secoli sono lì, non sanno anche loro com'è che non sia mai stato descritto, è rimasto nascosto in sostanza per 800 anni. È una cosa incredibile perché è lì sotto gli occhi di tutti, cioè tutti lo possono osservare. Io sono andato a cercarlo misurando e quindi sono andato a aspettarlo. Dal 2011 in sostanza viene fatto un evento astronomico di osservazione che ha un suo motivo simbolico, di cui ora vi dirò insomma gli aspetti simbolici. Andiamo avanti, posso andare avanti io. Fra l'altro quello che succede, che è molto particolare, vedete questo è dove è posizionato, e la monofora è da questa qua che arriva la luce sopra. In questa chiesa succede anche un'altra cosa molto particolare, perché come vedete ci sono tante monofore, 3, poi ce n'è altre 2 oltre l'arcone. Succede che al mezzogiorno, diciamo verso il mezzogiorno solare del solstizio, proprio si accende una prima luce, vedete qua sopra, proprio sotto all'edicola, questa è l'edicola del Michelozzo fatta nella seconda metà del 400. Poi se ne accende un'altra subito dopo e quella prima, vedete, si è ingrandita, quindi entra più luce, ma ancora non ci sono luci dall'altra parte del pavimento. Poi si accende quella del segno del cancro, cioè ci sono queste luci che piano piano si accendono sul pavimento, al centro del pavimento, perché anche lo zodiaco è cancro al centro, e fino ad arrivare alla punta luce che poi arriva fino davanti alla porta, crea effettivamente un sentiero di luce, vedete? Un sentiero di luce che è qualcosa di innanzitutto di bellissimo, vederlo, e con dei significati evidentemente che gli volevano dare un tempo, quindi c'è un discorso che io sono andato lì per cercare qualcosa di mnemonico, diciamo, ma mi sono imbattuto in qualche cos'altro che, capite bene, è qualcosa che riguarda più la simbologia solare e ciò che i primi cristiani e nel Medioevo, nel periodo romanico, volevano in qualche modo trasmettere con l'entrata della luce dentro alle chiese a tutti i fedeli che entravano all'interno di una chiesa romanica. Ecco, e quindi da questo però, questa diciamo, riscoperta, mi è partito un interesse alla ricerca di possibili effetti luminosi che potevano essere ancora presenti sul territorio della Toscana, perché io sono toscano, ma chiese romaniche ce ne sono veramente a migliaia, è una cosa incredibile quante ce ne sono dalle nostre parti, e quindi mi sono chiesto, ma questa è una chiesa importantissima che ha questi effetti così particolari, ma ci sarà qualche cos'altro anche a giro per la Toscana che dà il senso dell'effetto luminoso che è rimasto nascosto in qualche modo. E effettivamente io mi sono imbattuto in tantissimi effetti, che ora ne rimostro solo qualcuno per darvi l'idea, e poi hanno fatto parte di quel libro che vi ho fatto vedere che trovate in vendita se lo volete. In sostanza c'è tutto un discorso di orientazione chiunque penso sappia che le chiese romaniche generalmente sono orientate. Cosa significa sono orientate? Questo è un po' il discorso. Tanto l'orientazione era di un luogo di culto, era qualcosa di molto particolare che facevano anche prima del cristianesimo, cioè era
modo di stabilire un rapporto fra la terra e il cielo, quindi fra l'uomo e Dio. E vedere i fasci di luce entrano all'interno di una chiesa dà proprio questo senso di ricerca del cielo, il cielo come diciamo sede della divinità, e la luce da sempre è qualcosa che rappresenta la divinità, no? La luce è l'attributo stesso della divinità in tutte le religioni del mondo, cioè non è una questione solo cristiana. Se pensate che i cristiani si sono innestati in delle religioni solari che erano del tempo, c'era Mitra, c'era il periodo dei romani che festeggiavano il Dies Natalis Sol Invictus, cioè il 21 dicembre, il solstizio d'inverno, e c'è stato inserito il Natale 25 dicembre, che all'epoca era proprio il solstizio d'inverno, quando il calendario giuliano era allineato con le stagioni. Dice lunga che la luce che arriva sulla terra è proprio il solstizio d'inverno, cioè la luce che vince le tenebre, perché il solstizio d'inverno ha il significato della luce che vince le tenebre. E non solo, i primi cristiani, i catecumeni, in sostanza tutte le volte che entravano in una chiesa che erano appunto orientate, la chiesa orientata vuol dire che l'abside è rivolto verso est e l'ingresso ovest, si giravano verso ovest, facendo diciamo, una rinuncia al male, perché ovest è il posto delle tenebre, del buio della notte, che rappresenta il male, e iniziamo. Entrando in una chiesa romanica lo dovete pensare come un inizio di un cammino. Innanzitutto io passo da una porta, e spesso c'è rappresentato anche il Cristo sopra la porta dei portali romanici o figure che lo ricordano, e quindi il passaggio della porta significa passare da un mondo a un altro e fare un cammino verso la luce, verso l'abside, da dove arriva la luce. E fra l'altro quel sentiero di luce che ho fatto vedere prima ha un po' questo significato: la luce che rappresenta la divinità, che in maniera di stranamente a scansione arriva fino alla porta, quindi è come se fosse quasi da un punto simbolico Dio che viene a cercarmi, io che entro dentro la chiesa e mi porta verso di lui, verso la luce. Quindi c'è questo doppio simbolismo. Cosa significa intanto orientare? Sapete benissimo tutti che diciamo dall'alba del solstizio d'estate all'alba del solstizio d'inverno, passando per l'equinozio, il settore d'orizzonte è molto ampio, dove sorge il sole, almeno alle nostre latitudini sono circa 69-70 gradi, quindi molto ampio, e quindi di conseguenza orientare significa direzionare qualcosa, lo dice la parola stessa, verso l'Oriente. L'Oriente è proprio, non è un punto preciso, non è la direzione est, come spesso si sente dire le chiese sono orientate a est, no, le chiese sono orientate a Oriente. L'Oriente è inteso come il posto dove sorge il sole, e quindi è molto ampio. Allora, cosa ci dovremmo aspettare nel misurare un po' di chiese e vedere come sono orientate, appunto? Ecco, io vedete, questo è un po' tutto, dopo quello che vi ho fatto vedere, che ho visto a San Miniato, questi sono tutti i puntini che rappresentano le chiese che io ho misurato, che ho visionato, misurato, fotografato, e poi ci sono ritornato anche a fare le foto degli effetti luminosi. Praticamente 383 chiese, che sembrano tantissime, cioè per me sono state tantissime perché ci sono volute 6-7 anni per fare questo lavoro, ma che sono una minima parte, perché vedete, sono veramente migliaia e migliaia, non ho idea di quanti ce ne siano in Toscana. E già questo però, già 380 chiese danno un senso della statistica di come sono orientate, di che particolarità ci sono, perché dire sono orientate a est è proprio molto riduttivo. Vedete che innanzitutto ci sono, sì, un gran numero orientate verso o l'equinozio, quindi est, o l'alba della Pasqua. L'alba della Pasqua significa un mese, praticamente, dal 22 di marzo al 25 di aprile il sole sorge in un punto diverso e io posso orientare, all'epoca lo facevano evidentemente, la Chiesa in quella direzione del sole nascente nella domenica
della Pasqua dell'anno di fondazione della Chiesa. È il periodo del 1000, 1500, 1020, 1030, quello che è il giorno della Pasqua di quell'anno lì. Se voglio fondare la mia Chiesa e dargli ancora un significato ancora più profondo legato alla Pasqua, aspetto il sorgere del sole nella zona dove fondo la Chiesa, faccio un allineamento e in quel momento sacralizzo il terreno che rappresenta il mio contatto fra terra e cielo, perché la resurrezione è l'origine di tutto per il cristiano. Poi vedete, c'è tutto diciamo anche un po' accorpate, perché hanno un suo perché. Ci sono tante chiese, sì, diciamo la maggioranza sono in questo settore qua, cioè est, sud-est oppure nord-est, diciamo che non sia né questo, ovvero il mese che dicevo, cioè l'equinozio e dal 22 marzo al 25 aprile, oppure che non sia nemmeno il solstizio d'estate o il solstizio d'inverno. Quindi tutto l'altro periodo dell'anno, evidentemente chi fondava una chiesa, se era un momento qualsiasi dell'anno, guardava dove sorgeva il sole e la orientava secondo il sorgere del sole di quell'anno e di quel momento. La cosa particolare è che quindi diciamo, ce ne sono un gran numero comunque verso la Pasqua o l'equinozio. Queste che sono più del 40%, ma per 11 mesi dell'anno in sostanza quasi, quindi da un punto di vista di correlazione non sono tantissime. Invece ce n'è un certo numero, sembra poche, 6% e mezzo, circa, vedete, 25 in tutto, il territorio toscano, quello ho misurato, verso i solstizi. I solstizi sono dei punti molto particolari e quindi diciamo, chi cercava di orientarlo in quel punto, e se ce ne sono tante, evidentemente un motivo ce l'avevano, che è un po' diverso da quello di orientarlo verso la Pasqua, e allora ci sono significati diversi. Orientare verso il solstizio, diciamo con l'abside, vedete, verso l'alba, per esempio, del solstizio d'inverno, significa automaticamente orientarla verso il tramonto del solstizio d'estate, perché è proprio una legge geometrica dell'alba e dei tramonti. Questo cosa significa? Significa che c'è una correlazione stretta tra i due solstizi, sia che io l'orienti l'abside verso l'alba del solstizio d'estate o verso l'alba del solstizio d'inverno. In ogni caso avrò la luce che o del tramonto o dell'alba o parte o arriva dentro l'abside, perché generalmente le chiese romaniche nella facciata hanno o una bifora, una monofora, un occhio che fa arrivare la luce dentro l'abside quando è il tramonto. Consideriamo che in passato, questa è una chiesa della zona del Prato Magno, vicino nel Valdarno, e che è orientata appunto all'alba del solstizio d'inverno e la luce arriva in fondo di chiesa. D'altra parte, ora qui l'occhio è burato, ma aprendo la porta al tramonto del solstizio d'estate, la luce arriva fino giù a illuminare completamente l'abside. Qui si va molto indietro, diciamo, con concetti che arrivano addirittura a Platone, perché oltre al discorso che vi ho detto della luce del Cristo che arriva sulla terra e è quindi il solstizio d'inverno, ma c'è anche altre questioni, perché le concezioni, diciamo, di Platone e anche dei pitagorici, che consideravano i due solstizi come due punti d'arresto, se ci pensate bene, per chi pensa che il cielo si muova in qualche modo e non un effetto della Terra, della rotazione terrestre, vedere il Sole che per qualche giorno si arresta, solsistere, quindi dal latino si arresta nel cielo, lo consideravano come due momenti molto particolari in cui si aprivano per loro delle porte, perché le anime stanno nel cielo, stanno nelle stelle e quindi potevano discendere in quel momento, diciamo nel momento del solstizio d'estate, scendere giù sulla terra, incarnarsi, e invece nel momento del solstizio d'inverno, che veniva, il solstizio d'estate veniva chiamato porta degli uomini, perché discendevano. Invece nel solstizio d'estate, nel solstizio d'inverno invece veniva considerato la porta
degli dei, ma dei in quanto uomini meritevoli di tornare al cielo. Chi aveva vissuto bene, come il paradiso è nel cielo, secondo diciamo, le concezioni cristiane, come anche lo definisce Dante, potevano quindi con questo momento particolare della porta del cielo che si fermava, ci poteva essere questo collegamento tra terra e cielo. Ecco, e quindi orientare una chiesa verso i sospizi significa mettere in contatto anche con questa accezione la terra con il cielo. Cosa significa? Quindi vedete, ora vi porto alcuni esempi delle varie chiese, che io ve ne metto giusto qualcuna perché anch'io come altri ho dovuto ridurre molto, che in genere questo tipo di presentazione per me dura circa un quarto d'ora, un'ora. Però insomma, vi faccio vedere quelle che secondo me sono degne ancora più degne di essere viste, che vi rendono un'idea di cosa significano queste luci. Per esempio questa è l'abbazia di San Galgano, che non so se conoscete, ma diciamo, questo non è proprio romanico, è uno dei primi gotici in Toscana, la famosa chiesa abbaziale che è scoperchiata. E però ha la sua comunque particolarità, che anche all'epoca ancora usava, diciamo, orientarle, e è orientata, come vedete, non proprio a est, ma un pochino dopo, verso 2 gradi, 92 gradi, quindi rispetto a come Azimuth, perché è l'alba locale dell'equinozio, ovvero in Toscana la maggioranza delle zone che guardano est non sono verso il mare, cioè non sono sicuramente verso il mare, quindi non c'è diciamo, un orizzonte piatto, è comunque collinare o montano, e allora significa che il sole sorgendo all'equinozio da est va più verso sud, e per avere l'equinozio locale io dovrò orientare una chiesa nel giorno dell'equinozio non a 90 gradi ma a seconda di quando vedo sorgere il sole. Quindi questo è uno dei casi. Ma vedete cosa succede in questa chiesa? Cioè, il sole nascente è centrale alla monofora absidale, quella centrale, e la cosa particolare, fa una stampa proprio nella controfacciata le luci che entrano dalla parte absidale, quindi c'è un'illuminazione ovviamente di chi entra nella chiesa nel momento dell'alba, ed è il senso, diciamo, del simbolismo religioso. Il Cristo, che è la resurrezione e la luce, va a illuminare chi sta entrando per portarlo verso di sé. C'è tutto questo significato simbolico che è stato un po' perduto. Altri effetti luminosi, vedete, anche questo è un altro sentiero di luce che è su una pieve sulle colline di Scandicci, uno dei primi che io ho visto abitando lì vicino. Anche questi, cioè tutto quello che vi faccio vedere, praticamente il 95% non l'ha più rivisti nessuno, erano rimasti nascosti in qualche modo, anche se sono ben visibili. Vedete che qui c'è un sentiero di luce che dalla porta conduce fino all'abside, all'altare, dove per il cristiano si manifesta Dio. E in qualche modo c'è anche proprio la luce che arriva, ora in questo caso particolare, ma insomma è un po' un caso perché non è detto che l'altare in origine fosse qui, arriva proprio sull'altare proprio nel giorno del solstizio d'estate. La cosa, diciamo, che vi faccio notare è che ovviamente per arrivare alla luce nel centro, questa, ed essendoci una dimensione della navata, la metà della navata e l'altezza delle monofore deve essere stata calcolata affinché la luce al massimo, quando il sole alla sua massima altezza in quel luogo, arrivi esattamente sull'asse. Ora, questi sentieri di luce ne ho trovati diversi, cioè partendo da San Miniato ho trovato questo, l'ho trovato in altre chiese, quindi vuol dire che era una pratica
non è un caso, insomma, che per caso è arrivata lì, vuol dire che l'hanno cercata effettivamente, perché se no non si spiega se quando uno ritrova più volte anche. Altri aspetti, diciamo, solari che potrebbero, che sembrano per certi aspetti non significativi, dovuti all'orientamento, vedete, delle chiese, però ce n'è un certo numero anche in questa posizione, cioè che sono oltre il punto ultimo, vedete, dell'alba del solstizio d'inverno, quindi molto, abbastanza oltre, e quindi se uno misurando solo come è orientata la chiesa dall'esterno, uno può dire, vabbè, queste chiese non sono orientate, perché non sono nel settore d'alba, solstizio. In realtà hanno delle particolarità, e ce ne sono tante, vedete, io ne ho trovate 16 addirittura, perché San Miniato al Monte, la prima chiesa che vi ho fatto vedere, è orientata proprio con questa modalità. Hanno questa particolarità di fare arrivare la luce proprio con questo fascio che è bellissimo, proprio sembra proprio si materializza questa luce e va a colpire la porta d'accesso della chiesa e lo fa quando il sole quindi ha un po' di altezza, quindi intercetta, quando al solstizio d'inverno in sostanza il sole si alza e va a intercettare l'asse della chiesa e quindi è un pochino più alto in modo da aggiungere in fondo a illuminare le persone che entrano. Questa è una sequenza di fotogrammi in cui si vede, vedete, questa è la monofora dell'abside della chiesa vicino a Poggibonsi, che piano piano il sole si alza ovviamente, quindi la luce si abbassa fino a illuminare al centro la porta. E pensate il significato potente che aveva per le persone che entravano in chiesa e venivano completamente rivestite di luce, inondate di luce, e era la luce del Natale, la luce del Cristo che viene, e queste persone venivano poi in qualche modo come condotte verso la luce. Questo è il suo significato, che diciamo, i costruttori all'epoca davano a questi fasci di luce, considerando che la luce era l'attributo della divinità di Dio. Questo è quello che si scende, vedete. Altra tipologia, questa è un'altra chiesa vicino a Pistoia, un'abbazia che è orientata quasi, vedete, all'alba del solstizio d'inverno. E cosa succede qua? Vedete qui come ci sono, vedete, 3 monofore, e ci sono 3 monofore anche sotto che sono della cripta. E qui io ne ho fotografate 2, arrivano ovviamente, siccome non è proprio perfettamente orientata al solstizio d'inverno, la prende in maniera laterale, che comunque ha un effetto molto, molto particolare, perché il sole quando sorge ovviamente è rosso. Se entriamo, io per fare queste foto mi sono fatto dare le chiavi la mattina presto, mi sono chiuso dentro alla chiesa aspettando l'alba, quindi nel buio, e aspettare le prime luci dell'alba in una chiesa quando sta sorgendo il sole è già quella un'esperienza, ve lo garantisco, perché aspettare nel silenzio l'attesa della luce è qualcosa di molto particolare, e è quello che probabilmente vivevano all'epoca i primi cristiani stando dentro a queste chiese nell'attesa della luce. Ma la cosa ancora più particolare la troviamo nella cripta. Ho messo questa proprio per questo motivo, vedete anche qui, ho fatto vedere ci sono le monofore che va la luce all'interno. Nella cripta ci sono le tombe, questi sono i riquadri delle tombe, perché la cripta veniva considerata come gli inferi nella cosmologia della costruzione della chiesa. Il pavimento è il cammino della terra, chiunque fa passando dalla porta andando verso l'altare, e nella cripta ci sono gli inferi dove venivano sepolti anche i monaci o i canonici che gestivano la chiesa. E in questo caso la cripta ha queste le tombe inserite nella parete opposta alle finestre e vengono illuminate al solstizio d'inverno direttamente, quindi c'è una ricerca
come dell'attesa della luce simile all'attesa della risurrezione in qualche modo, cioè della luce del Cristo che arriva sulla terra. Altre luci particolari sono quelle che arrivano sull'altare. L'altare è un punto focale per il cristiano, perché è lì dove, secondo i cristiani, si manifesta Dio con l'Eucaristia. Quindi vedere la luce sull'altare poteva essere un effetto scenico potente per dire qui c'è Dio, e vederlo nel periodo della Pasqua lo era ancora di più in qualche modo, perché considerate queste illuminazioni che io ho trovato, vedete, su ben 25 chiese, ho potuto misurare anche all'interno, perché poi bisogna misurare tutte le altezze, le distanze, fare proprio delle planimetrie, quindi insomma non è una cosa proprio banale, ci vuole molto tempo e avere le chiese sempre aperte, non è semplice questa storia. Però in tante chiese l'ho verificato che arriva la luce proprio sull'altare nel periodo della Pasqua. Allora considerate anche questo aspetto, cioè il sacerdote che nel periodo di Pasqua officiava la messa, e mentre era lì nel momento dell'offertorio, tirava sull'ostia, era inondato completamente di luce da questi effetti della manofora ossidale, che lo illuminava lui direttamente e tutto l'ambiente. Cosa non voleva dire per chi stava a guardare, cioè voleva dire qui c'è veramente Dio, c'è la presenza divina con la luce. Vedete un'altra foto, questa era la zona di Campiglia Marittima, una bellissima pieve anche questa, vicino a Massa Marittima, e anche qui nel periodo della Pasqua viene illuminata la zona dell'altare, sia la parte riguarda ovviamente la monofora, che è la luce del poi anche sopra all'altare. Altri effetti particolari l'ho messo in un altro paio. Questo è uno degli ultimi che sono riuscito a terminare. Anche qui questo non so, conosciate il Battistello di Pisa, e il Battistello di Pisa, come quello di Firenze, è perfettamente orientato est-ovest, nord-sud, nord-sud, est-ovest, anche perché c'è un senso. Questa è la porta d'uscita dal Battistero, quando chi veniva battezzato in genere entrava dalla porta nord, che era la porta delle tenebre, ancora il catecumeno non aveva ricevuto il battesimo, quindi era ancora avvolto nelle tenebre, andava a battezzarsi e poi faceva il cammino verso est, quindi usciva da questa porta, era degno di camminare verso la cattedrale, verso la luce. Cosa succede qua? Qua succede una cosa particolare, nel senso che, vedete, questo a mezzogiorno solare, questo è proprio esattamente il mezzogiorno solare, quando il sole si trova quindi sul meridiano, il sole illumina, ovviamente illumina la zona del pavimento, ma la cosa particolare è che ci sono due tombe e che ci sono solo quelle. Cioè non è che il battistero è costernato di tante tombe, ma sono solo due e sono posizionate in quel posto. Vedete? Sono posizionate qua, e queste due tombe, che sono tra l'altro di personaggi, vedete, uno morto alla fine del 300, un altro morto alla metà del 400, ancora quindi seguivano un po' questa simbologia solare, sono dei personaggi che hanno in qualche modo contribuito sia o alla realizzazione o alla manutenzione del battistero, e si sono potuti far seppellire lì, perché lì arriva la luce esattamente nel giorno dell'equinozio e i giorni successivi all'equinozio. Quindi con questa simbologia dell'attesa della resurrezione, perché l'equinozio e i giorni successivi sono legati al rinnovamento alla Pasqua. E guardate che bellissima immagine, è proprio la persona che dorme nell'attesa della luce della Pasqua. Questo è l'ultimo che vi faccio vedere, il termine, una chiesa nel Senese, la Giovanni da Sicilia, appunto allo Spino, nella pianura, e questa non sembra un orientamento così, così particolare, perché
non è a est, è circa a est. Io poi mi sono calcolato anche, come vedete, il giorno dell'alba del periodo di costruzione circa, perché il comunitario era spazzato e quindi va riferito anche a quando è stato costruito ogni giorno. Ma la cosa particolare, vedete, di questa chiesa è che c'è, oltre al finestrone sopra, anche un piccolo foro nella lunetta del portale. Ecco, queste due luci, ovviamente nel periodo della Pasqua, vanno a illuminare sia l'abside che l'altare, e lo fanno in una maniera molto particolare. Ovviamente l'abside, vedete, è inondato con la parte alta, e l'altare invece c'è questo occhio, che va proprio un occhio di due del teatro, diciamo, che direzione della luce, che viene tagliato di traverso da questa luce, perché prima il sole ovviamente è più alto e poi si alza piano piano, e c'è un giorno in particolare, il 28 di marzo, che va a illuminare addirittura esattamente il ciborio, dove c'è la presenza di Dio, cioè le ostie consacrate, e fa sempre questo bellissimo effetto di illuminazione che è qualcosa di spettacolare. Ecco, queste poche immagini penso vi facciano capire quanto c'è che è rimasto praticamente nell'ombra e che ancora va visto, perché io non immaginavo che potesse essere delle luci così belle ancora visibili al di là delle principali chiese. Delle volte si sente dire, no, in posti cattedrali, però questo mi fa vedere che anche le piccole chiese che sono distribuite un po' su tutto il territorio possono avere delle illuminazioni particolari e hanno seguito comunque una idea, una filosofia di costruzione che era evidentemente distribuita tutto, cioè diffusa insomma in tutto il territorio. Ecco, quindi il perché anche ho dato il nome a questo libro, Le porte del cielo, perché è che est porta cielo. Questa è l'incisione sulla soglia di sinistra della sempre Basilica di San Miniato al Monte. Questa è la porta del cielo. Quindi le chiese romaniche sono come porte che si aprono dentro il cielo, perché sono in collegamento con il cielo da questi fasci di luce, le luci che indicano un punto di contatto, un modo per arrivare al cielo. Ecco, quindi l'altare, come vi ho fatto vedere dove arriva la luce, è un luogo dove ci sarà una teofania, c'è una manifestazione di Dio. Quindi è un posto dove è probabile che ci arrivino delle luci, è un posto da dove arrivano, da dove partono anche le luci, perché la monofora absidale è orientata appunto verso il alberi. Quindi la luce delle equinozi di primavera e della Pasqua rappresenta proprio la luce della risurrezione di Cristo, e poi la luce del solstizio invernale rappresenta il Cristo che si incarna e diventa la luce che arriva sulla terra. Quindi ci sono queste accezioni un po' diverse, diciamo, in questi diversi orientamenti delle chiese, che però hanno tutti lo stesso significato di rimandare alla luce come presenza di Dio nella chiesa. E attraverso le porte solstiziali c'era anche questo concetto che era pre-cristiano, diciamo, che le anime potevano andare dalla terra al cielo e viceversa, in modo quindi era un modo ancora più forte per creare questo collegamento tra terra e cielo che è evidenziato proprio da questi fasci di luci. Io ho finito, vi ringrazio.